Quarta corsa, soltanto 4 al via dopo il ritiro di Atik DL, una categoria BC sul miglio, 1 Ben Gurion Jet, 2 Denzel Washington, 3 Brest dei Greppi, 5 Caronte 3B. Il pronostico che si orienta proprio sull'allievo di Roberto Vecchione, Caronte 3B. In partenza Caronte 3B velocissimo, converge alla corda superando Ben Gurion Jet e in breve prende la testa, mentre Denzel Washington si accoda in terza posizione avanti a Brest dei Greppi. Caronte 3B dunque subito leader in 50 metri e sfilato al comando, e ora conduce al completamento della piegata e dei 200 iniziali in 15,4. Ha potuto già decelerare Ben Gurion Jet in scia, poi Denzel Washington e Brest dei Greppi. I 4 procedono in fila indiana al completamento dei 400 metri, c'è stata già decelerazione da parte del leader, 31,5 addirittura i 400 metri, vedete Roberto Vecchione che non ha alcun interesse a incrementare il ritmo di gara, in schiena c'è Ben Gurion Jet e poi Denzel Washington. Gruppetto chiuso da Brest dei Greppi, 600 che se ne vanno ancora di conserva in 48,1 addirittura. E davanti alle tribune Caronte in vantaggio, Ben Gurion in scia, poi Denzel Washington e quindi Brest dei Greppi. Ordine che non cambia e non cambierà ancora per un po'. Gli 800 in 1,38 e tutti in fila indiana. Con leader sempre Caronte che completa il chilometro in 1,19,8. Ben Gurion Jet in seconda posizione davanti a Denzel Washington e quindi Brest dei Greppi, fin qui gerarchie rispettate almeno per quanto riguarda i valori al gioco, e in vantaggio Caronte 3B, Ben Gurion Jet che prova a spostare a 400 dalla conclusione, ma a questo punto chiaramente il ritmo diventa rovente e Denzel Washington va all'interno. Parziale sparato ora da Caronte 3B in 13,8. Ben Gurion Jet rimontato all'interno da Denzel Washington, se ne va Caronte 3B per vincere agevolmente, e la lotta per il secondo posto sul palo premia probabilmente ancora Denzel Washington contro Ben Gurion Jet. I due finiscono comunque vicino, c'è 26,9 a chiudere e ovviamente dopo il primo chilometro lento, addirittura da corsa quasi a reclamare, Caronte 3B ha dato sfogo a tutta la propria energia e nel finale si è staccato 26,9 come detto per gli ultimi 400 metri. Vittoria nettissima per l'allievo di Roberto Vecchione che insieme a Holger Ellert raddoppia la vittoria ottenuta con Giove Caff e raddoppia anche la scuderia Super Fantastica.